Siamo al Job Day Sardegna, il mio panel si chiama Orientamenti e l'obiettivo è quello di orientare le vostre menti nelle prossime 2 ore. Lo faremo con tanti ospiti, però prima di iniziare, non appena avrò le slide pronte, abbiamo Sara, che è stata una volontaria praticamente che ci teneva tantissimo ad intervenire con noi, ci vuole raccontare qualcosa. Slide. Puntatore. Funzionava, vi giuro, eh? Sì. Allora, Sara. Dopo il diploma, le strade da poter intraprendere sono molte. È meglio iscriversi all'università o frequentare un corso professionale? Conviene entrare subito nel mondo del lavoro o è opportuno prendersi un po' di tempo in più per pensare? In ogni caso la scelta è difficile e trovarsi in difficoltà è normale. Per fare la scelta giusta e non ritrovarsi a frequentare una facoltà, un ITS che non ti appassiona o a fare un lavoro che non ti piace, le variabili da considerare sono molte. Gli strumenti per orientarsi per fortuna ci sono. Oggi ne parleremo con... Prima un applauso alla nostra Sara. Oggi abbiamo con noi tantissimi ospiti, grazie mille Sara, faccio anche il raccoglitore dei microfoni. Parleremo con l'università, parleremo con l'ITS, cercheremo appunto di darvi gli strumenti per voi necessari affinché possa essere più coerente e provare a decidere che cosa fare da grandi. Ma c'è un problema. In famiglia, cosa vi chiedono in famiglia la domenica mattina? Ve lo chiedono? A pranzo? Ecco, cosa vuoi fare da grande? Per rispondere a questa domanda dovrai sapere quali sono le tue attitudini. Quindi si sta per preparare un'altra Sara, ma prima la parola ad Alessandro Luzzu con Orienta Game che ci dice che cos'è Orienta Game e poi abbiamo un'altra volontaria, sempre Sara. A te Alessandro la parola. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Mi hanno chiesto di presentarvi Orienta Game, che all'inizio l'abbiamo definito con Stefano, è un gioco. In realtà è una piattaforma, parlavo prima con una docente che vi accompagna di matematica, è una piattaforma che è stata messa su da Union Camere, quindi dal sistema delle Camere di Commercio nazionali, che è stato fatto per aiutarvi, voi studenti, quindi dentro ancora il sistema della scuola, quelli fratelli un po' più grandi di voi, quelli che sono usciti e ancora non hanno idea, i docenti, i genitori, quindi tutto il sistema che un po' vi ruota attorno, per presentarvi tutta una serie di opportunità che ci sono. Vi ho detto prima, è un progetto delle Camere di Commercio, quindi le Camere di Commercio cosa sono? Sono la casa delle imprese e loro ascoltano i fabbisogni delle imprese, quindi hanno idea di cosa serve da qui ai prossimi anni e quindi hanno organizzato appunto questa piattaforma e oggi volevo giocarci un po' con Sara, vi facciamo vedere come funziona. Un applauso a Sara di incoraggiamento. Sara che anzi, prendiamo Sara. Grazie mille. Posso chiedere lo schermo che ho la prima accomodati qui Sara, poi ti aiuto. Ecco, questa è l'home page della piattaforma Orienta Game. Vi chiederei, per la prima volta da quando siete nelle scuole, di tirare fuori il vostro cellulare e fargli una fotografia, così vi rimane un meme di questa piattaforma, un indirizzo. Ok? E vi sto autorizzando io, ci prendiamo questa libertà, di stressare i vostri docenti, soprattutto quelli di italiano magari, a giocarci insieme, perché è un ottimo strumento per confrontarsi, per conoscere un attimino se stessi, soprattutto per discutere. Oggi proviamo con Sara a compilare il report, ci tengo a precisare perché prima Sara era molto diffidente, i dati sono anonimi, non c'è tracciamento dei dati, quindi quello che vi viene lo scaricate ma nessuno sta rilevando dati sensibili, sfruttate il report, poi lo vediamo più avanti, e prendete spunto dal report per farvi delle osservazioni e poi più avanti vi farò vedere alcuni segreti. Sara,
vai su Orienta Game, perfetto, vai, prova a scendere, devi... vai, ok, lì c'è la freccia, perfetto. Ok, vai, inizia, stiamo iniziando il test, ricominci da capo perché abbiamo già fatto un test noi prima. L'unica cosa che vi chiede è il vostro nome, vi consiglio di indicare con precisione la regione, la provincia dove risiedete e il titolo di studio, il percorso di studi che state facendo, perché quello poi ovviamente influenza un pochettino le domande che vi presentano. Vai Sara. Prima di iniziare ho fatto molte domande, alcuni di voi ad esempio vogliono intraprendere un percorso universitario ma non sanno quale. Ecco, questo strumento ci aiuta anche per orientarci appunto. Sara ad esempio aveva le idee abbastanza chiare, nella speranza che non cambi idea dopo il test, perché voleva fare medicina, quindi Sara non ci vogliamo prendere troppe responsabilità. Però posso dirlo quello che mi hai confessato prima? Mi ha confessato la scelta degli studi? Ok. Ma non usiamo Sara come obiettivo, però quanti di voi sono contenti della scelta degli studi delle scuole superiori che hanno fatto? Alzate bene la mano. Chi di voi non è contento e ha sbagliato? Un applauso a chi non è contento e ha sbagliato. C'è sempre tempo per rimediare nella vita. E all'onestà. Scegli il tuo avatar, Sara. Ecco, questo strumento non vi risolverà le scelte della vostra vita, però è stato pensato per questo, perché i dati dicono che il 60% dei ragazzi di terza superiore non sono convintissimi del percorso di scuole superiori che hanno scelto. Vuol dire che c'è un problema a 14 anni quando si sceglie, ok? Ci sono poi 1000 motivazioni, la scuola più vicina, la scuola più comoda, ci va mio cugino, ci va il mio migliore amico, ci sono tante le motivazioni. Scegli le 3 passioni, poi noi possiamo iniziare. Sì. Nel frattempo loro continuano, quindi noi ritorniamo alle nostre slide. Vi chiedo solo di fermarvi a questo punto un secondo con il computer. Noi ritorniamo alle nostre slide perché abbiamo slido. E quindi in realtà vi chiedo, prendete ora veramente i vostri telefonini e fate praticamente una foto a un QR code che vi apparirà fra un attimo sui vostri schermi. Dovreste entrare in un applicativo software. Avete tutti fatto la foto? Aspettiamo un attimo. Ditemi se siete entrati. Siete dentro? Vedete la prima domanda? Potete rispondere. E nel frattempo noi dovremo iniziare a vedere le risposte. Quindi la prima domanda è: cosa farete dopo il diploma? Iniziate a rispondere. Quindi percorso universitario, percorso ITS, poi vedremo meglio che cos'è, andrete alla ricerca di un lavoro oppure non avete ancora deciso? Scegliete. Dovete mandare la vostra risposta. L'avete fatto? Ok. Ok. Andate. Pian piano stanno arrivando le risposte, è un po' lento. In regia abbiamo una buona banda. Continuate a rispondere. Ok, intanto poi comunque ce li avremo in memoria. Quanti tra chi ha scelto un percorso universitario ha scelto uno di questi ambiti? Cioè, chi è che ha scelto l'ambito umanistico, chi è che ha scelto l'ambito medico, psicologico, scientifico informatico, ingegneristico, economia o altro? Com'è? Dovreste vedervi... Regia, ce l'abbiamo in diretta?
dovreste vedere sul vostro telefonino la seconda domanda. Ce l'avete? Ok. Attendete, provate a riscannerizzare. Aspettate, rimettiamo Slido. Non vi preoccupate però, intanto questo ce lo teniamo in memoria e comunque le nostre risposte arrivano. Sì, sta andando. Ok, allora fai una cosa, fallo andare e poi su questo ci ritorniamo. Ok, ingegneristico, economia. Ok, questo è molto importante, diciamo, anche perché dopo vi presenterò meglio le persone che abbiamo con noi, per capire anche quali sono gli orientamenti dei nostri studenti. Ok. Altra domanda, quanti tra chi ha risposto positivamente ha trovato in Sardegna il percorso di studi che cercava e chi non ha trovato in Sardegna il percorso di studi che cercava? Ok, anche questo è molto interessante. Così diamo, diciamo, input alle nostre università anche per capire meglio il contesto sul quale muoversi. Nel frattempo poi comunque le risposte ci arrivano. Altra domanda, conoscete gli ITS? Che cosa sono secondo voi gli ITS? Li conoscete? Ok, grande responsabilità dopo ai rappresentanti dei nostri ITS. Ultima domanda. L'università ha un ufficio denominato Job Placement. Lo sapevate? Questa è la bellezza della trasparenza, mettiamola così. Quindi a noi una responsabilità molto importante perché oggi andiamo subito con i nostri ospiti, quindi ritorniamo in realtà alle nostre slide e partiamo con l'università. Abbiamo con noi Paola Rappelli, collegata con noi online. Ciao Paola. Iniziamo subito da te se il nostro audio ci assiste. Dovete sapere una cosa, ragazzi. Presumibilmente chi intraprenderà un percorso universitario avrà davanti una triennale. Noi non siamo qua per dirvi quali sono i corsi presenti a Sassari, a Cagliari, a Nuoro Oristano, perché queste informazioni le troverete facilmente online. Ma la cosa che vorremmo raccontarvi oggi è che cos'è la vita universitaria e quali sono le opportunità che anche le nostre università in realtà ci danno. Ad esempio, Paola, un ragazzo di Tortolì che si iscrive in una laurea triennale, cioè può comunque dalla Sardegna fare un'esperienza all'estero? E quindi la domanda che ti faccio è: università e internazionalizzazione, in entrata e in uscita ciò vuol dire l'opportunità di incontrare ragazzi provenienti dall'altra parte del mondo e l'opportunità di andare a fare delle esperienze del mondo. A te la parola, Paola, e grazie ancora di essere con noi. Grazie a tutti per l'invito. Allora, università. L'università è sicuramente un momento di crescita, non soltanto perché permette di acquisire una serie di conoscenze, di competenze che sono quelle che uno studente immagina quando pensa all'università, ma è un momento di crescita individuale sotto tanti aspetti. Prima di tutto, un ragazzo di Tortolì, ma sicuramente vivrà l'esperienza di andare fuori casa e di condividere la quotidianità sia all'università che fuori con ragazzi come lui. E questo già rappresenta sicuramente un momento di crescita nel momento in cui viene vissuto attivamente dallo studente, sfruttando tutte le numerose opportunità che l'università e la vita universitaria mettono a disposizione. Ma come dicevi tu, l'università è anche scambio culturale con ragazzi come voi che vengono
da posti anche molto lontani, perché l'università permette a tutti gli studenti di svolgere addirittura 1 anno su 3 all'estero nel primo triennio e 1 anno su 2 all'estero. Questo grazie alle borse di studio che mette a disposizione la Comunità Europea, con l'aiuto anche del Ministero, della Regione, delle università, per cui addirittura gli studenti sardi che partecipano a questi programmi di scambio internazionali hanno tra le borse di studio più alte in Italia, e le università sarde sono ai primi posti proprio in scambi internazionali. Scambi che poi vogliono dire anche ambiente internazionale da noi, perché tanti sono i ragazzi che vengono in Sardegna a svolgere un periodo di formazione. Quindi sicuramente l'internazionalizzazione è un aspetto fondamentale della vita universitaria, perché è un'opportunità che ciascuno può cogliere. Così come io ne approfitto per fare una raccomandazione a tutti i ragazzi di immaginare la vita universitaria non solo come studio o come prosecuzione della vita da studente che stanno facendo adesso. Sarà sì studio, ma sarà uno studio completamente diverso, molto più partecipato e molto più coinvolgente, perché è frutto di una scelta individuale specifica, e sarà un momento proprio di rivoluzione per ciascuno di voi, di cambiamento e di crescita individuale. Grazie mille. La parola Valentina Onnis, Università di Cagliari. L'Università di Cagliari ha anche dei programmi speciali che coinvolgono diverse università, diciamo, all'estero, e danno appunto, come l'Università di Cagliari, l'opportunità a voi, per capirci, cioè su 3 anni di fare 1 anno all'estero della triennale, sulla specialistica di fare un'ulteriore esperienza, sempre con una borsa di studio, e nel caso anche in un dottorato. Confermi, Valentina? Sì, confermo. Oltre a queste opportunità, poi ci sono le opportunità, ad esempio, dei corsi di studio a doppio titolo, dove metà del percorso viene svolto a Cagliari e l'altra metà nelle università partner. E alla fine del percorso si conseguono non una laurea, ma la laurea italiana e la laurea dell'altro paese. Altra opportunità... Quindi, Valentina, i ragazzi di Tortolì possono andare sul sito dell'Università di Cagliari, vedere, c'è una sezione a parte dove dice laurea a doppio titolo, e potrebbero partecipare ad una triennale facendo un periodo in Sardegna e un periodo all'estero? Esattamente, con e una anche borsa? per la magistrale. Con una borsa i percorsi a doppio titolo però sono anche in corsi di studio a accesso libero a numero programmato, quindi soltanto un numero limitato ogni anno può partecipare a questi percorsi. L'altra opportunità che invece è offerta a tutti gli studenti è quella di partecipare alle attività del progetto EDUC. EDUC è un consorzio di 8 atenei europei che svolgono attività comuni, attività didattiche, ma soprattutto attività di competenze trasversali, quindi piccoli corsi che riguardano ad esempio competenze linguistiche, non soltanto inglese, perché ci sono università della Francia, della Spagna, della Germania e di altre lingue meno comuni, competenze ad esempio sul lavorare in gruppo, portare avanti un progetto, e poi degli scambi, che sono degli scambi più brevi, possono durare 1 settimana, 15 giorni, e coinvolgono gli studenti di questi 8 atenei che si trovano a lavorare volta per volta o in un solo ateneo oppure tutti quanti insieme dagli 8 atenei. E poi ci sono opportunità di svolgere con finanziamenti sia italiani che degli altri paesi partner dei periodi di studio o anche ricerca all'estero. Questo è rivolto anche ai dottorandi, in realtà è rivolto anche a tutto il personale dell'Ateneo, quindi i docenti, ma anche il personale tecnico e amministrativo, che possono condividere buone pratiche
che si usano nei diversi paesi. Ok, grazie mille Valentina. Paola, un'altra domanda. Ne abbiamo parlato negli incontri precedenti, perché in realtà arriviamo a Tortolì da Sassari, Olbia, Nuoro. Abbiamo detto la vita universitaria in realtà è diversa rispetto a quella che è la vostra quotidianità. Provando a dare appunto dei consigli o degli stimoli, che cosa in realtà, cioè la loro vita come cambierà nel caso in cui dovessero intraprendere un percorso universitario, nel bene e nel male? Allora, io direi nel bene, nel senso che è sempre, come stavo già anticipando prima, è un'esperienza, innanzitutto partiamo dal fatto che, come dicevo, si studia quello che si sceglie. Quindi niente a che vedere con lo studio, non state continuando a studiare, state andando incontro a un qualcosa di completamente nuovo. È diverso il modo di studiare, il tipo di responsabilità che avrete e l'autonomia di gestione rispetto allo studio, ma soprattutto avrete modo di vivere intensamente la vita universitaria, avrete scoprirete l'autonomia rispetto alla vita familiare, con tutti i pro e i contro, con i calzini da lavare, ma anche con la possibilità di fare tante cose che sino adesso non avete potuto fare. E il consiglio che do a chiunque voglia iniziare un percorso universitario è di viverlo intensamente, viverlo veramente in tutte le sue sfaccettature, partecipare alla vita universitaria, partecipare alle lezioni, condividere lo studio con i colleghi, andare ad ossessionare i professori, ma anche andarsi a bere la birretta alla fine della lezione, organizzarsi la gita al fine settimana. La vita universitaria è fatta di tante cose, ed è, come dicevo prima, una crescita individuale. Perché questo possa però avvenire è necessaria la partecipazione e la consapevolezza che si sta facendo qualcosa per se stessi, con un obiettivo preciso, che è quello di raggiungere le competenze e le conoscenze che ci permetteranno di entrare nel mondo del lavoro esattamente come lo desideriamo. Grazie, grazie mille Paola. Valentina, a te un'altra domanda. Ci sono dei percorsi anche all'università, diciamo brevi, chiamiamola così, di una durata di 3 anni, che ci danno l'opportunità di accedere comunque immediatamente anche al mondo del lavoro. C'è una differenza, ci sono alcuni corsi che lo permettono e alcuni che non lo permettono. Proviamo a raccontare appunto anche questo ai nostri studenti. Sì, sono corsi che in realtà sono lauree per l'orientamento professionale. Questo significa che assomigliano a quell'oggetto strano, ITS, che aveva una percentuale molto bassa. Ma Poi ne recupereremo. parlerà. Perché? Perché non sono lauree di 3 anni che preparano al percorso magistrale biennale, ma sono strutturate con tante attività che vengono svolte nelle aziende come tirocinio, ben 1200 ore, quindi più della metà, quasi 2/3 del percorso si fa in azienda, il resto in Ateneo. In questo caso che tipologia di corsi sono? Cioè, stiamo parlando di... L'Università di Cagliari ha 2 tipi di corsi che sono rivolti ai geometri e ai periti edili, in modo da specializzare il loro percorso e prepararli a professioni che riguardano la riqualificazione energetica degli edifici e la transizione energetica e digitale. Questi sono lauree dell'ambito ingegneristico che però non consentono l'iscrizione alle magistrali di ingegneria. Quindi visto che siamo entrati in periodo di test di ammissione, perché lo sapete che sono già aperti i test di ammissione, per accedere a queste lauree bisogna superare il TOLC LP e non il TOLC I.
I sta per ingegneria e l'EP sta proprio per lauree professionalizzanti. Ok, grazie mille Valentina, un applauso. Ringraziamo Valentina, prorettore delegato per l'orientamento. Ora proviamo ad andare invece con un'esperienza diciamo più viva da studente o meglio studentessa. Martina Marcialis, vieni qua con me che probabilmente c'è più luce. È un bene, un bene, un bene. Ora ti do il microfono. Perché Martina è con noi? Perché voi avete 18 anni, Martina ne hai? 25. 25 e diciamo abbiamo pensato che potesse essere utile per voi provare a sentire anche dalle voci di una persona che fino a poco tempo fa era seduta là e che oggi ha fatto un percorso. Ci racconti la tua storia, la tua esperienza all'interno dell'università? Cioè che cosa è cambiato da quando eri seduta là e hai fatto il diploma al giorno in cui sei entrata all'università? È tanto, direi proprio tanto. Ciao a tutti, io sono Martina e sono attualmente una dottoranda dell'Università degli Studi di Sassari. E in realtà ho spoilerato una cosa che preferivo dire dopo, però lasciamo così. Fammi un applauso per il fatto che già abbiamo una dottoranda. Allora, io vi guardo e penso al fatto che sino a qualche anno fa io ero al posto vostro e non avevo la benché minima idea di che cosa avrei fatto della mia vita. E ve lo dico sinceramente perché ero una studentessa, voi direte, cavolo, l'hanno portata all'orientamento. Di solito la prima avvisaglia dei miei docenti era: quelli che portano l'orientamento sono i secchioni, sappiatelo, non lasciatevi ingannare, il percorso davanti è troppo difficile. Quindi proprio partivi gasatissimo. Io ero la classica studentessa media, non ero né troppo brava né troppo scarsa, tra il 6,5 e il 7. Quindi non ho avuto un percorso particolarmente entusiasmante al liceo. Ho fatto il liceo classico a indirizzo linguistico e dopo non volevo continuare con le lingue. Non sapevo che cosa fare e ci ho messo un po' a capirlo, mi sono guardata intorno. E vi devo dire che penso di aver fatto una delle scelte migliori della mia vita decidendo di iscrivermi all'Università degli Studi di Sassari in giurisprudenza. È un percorso che mi ha cambiata perché sono uscita che non sono minimamente la persona che è entrata, ho scoperto l'interesse per lo studio quando prima studiavo per raggiungere quel 6, per uscire dall'anno, ecco, passare l'anno, e quando voglio sfatare un mito, solitamente vi dicono: oh mio Dio, sappiate che all'università sarà tutto molto più difficile. Non è vero. Non è assolutamente vero, perché voi vi trovate in un percorso ora dove il vostro tempo non è scandito da voi stessi, ma è scandito dagli altri, dagli obiettivi della classe, dagli obiettivi dei docenti. All'università decidete voi come gestirvi. E poi la cosa bella, se andate in un ateneo medio-piccolo, come ad esempio quello di Sassari, non si è tanti, quindi i docenti hanno davvero l'opportunità di seguirvi. E non so se sapete cos'è il ricevimento studenti. Voi avete l'opportunità mentre seguite un corso. Non vi è chiaro qualcosa? Andate il pomeriggio al docente. Addirittura i docenti organizzano anche le simulazioni d'esame in maniera tale che voi sappiate più o meno che domande fanno, come funziona l'esame e non arriviate lì con l'ansia, con la paura, con le preoccupazioni. E vi dico anche che il percorso universitario non fa poi così paura perché io sono una studentessa con DSA, sono dislessica, disgrafica e discalculica. E all'inizio ero preoccupatissima perché arrivare con una diagnosi del genere, oh mio Dio, chiedere gli strumenti compensativi. E invece la cosa più bella è che in Unis la cosa che mi è sempre stata chiarita è: sono un suo diritto, non è una richiesta che lei deve fare, è giusto che lei li abbia. E è stato molto, molto diverso rispetto al passato perché arrivava una brutta esperienza. A me fai venire tutte le volte la pelle d'oca, ma un applauso perché diciamo che c'è un elemento aggiuntivo, mettiamola così, cioè, ed è molto bello il fatto che tu ne il fatto che tu ne parli vuol dire che l'hai preso, l'hai subito, l'hai superato e hai visto che alla fine non è un limite anche all'interno di un percorso universitario. E la cosa bella è che hai iniziato il tuo intervento dicendo: ho vinto un dottorato di ricerca. Quindi questo ci fa capire che secondo me è una bellissima storia, ripeto, non voglio emozionarmi, però
c'è l'opportunità di essere, ad esempio, supportati. Io ho un'esperienza completamente diversa. Mi sono iscritto all'università, non ho mai parlato con un docente, non sono mai andato all'orientamento, non ho mai seguito praticamente una lezione, io sono il contrario. Però, ahimè, probabilmente l'università è cambiata perché prima eravamo tantissimi, io poi lavoravo e non avevo mai avuto questa esperienza, la possibilità e l'opportunità. Oggi, come vedremo, abbiamo degli uffici dedicati, ne parleremo dopo, ad ascoltare gli studenti. Hai detto anche una cosa molto bella, secondo me, che probabilmente a 18 anni non è chiara. Cioè, tu all'università, è vero, ti sei iscritta in giurisprudenza, ma puoi anche scegliere alcuni esami, puoi anche scegliere di non dare alcuni esami che non ti piacciono, o sbaglio? Sì, praticamente voi andrete a compilare durante il vostro primo anno un piano di studi durante il quale voi scegliete, poi lo potete modificare quando volete, che esami dare, che esami non dare. Ne avete una parte obbligatoria e una parte a scelta, in maniera tale da potervi concentrare su ciò che davvero vi interessa. E la cosa che mi sento di dire qui, Stefano, è il fatto che durante l'università cambiate, durante l'università vi scoprite e l'università vi dà gli strumenti per capire che cosa effettivamente volete, che non è ovvio. E il poter scegliere anche gli esami significa che poi potete indirizzarvi su quello che è davvero il vostro interesse dopo. Quindi non partite dal presupposto scelgo una determinata facoltà per il lavoro, perché poi dopo l'università vi darà davvero gli strumenti per arrivare a ciò che in quel momento magari quando vi siete iscritti non pensavate di volere, ma io mai avrei pensato di fare il dottorato. Cioè il dottorato significa fare ricerca, significa studiare. E io ho pianto la settimana scorsa quando ho ricevuto la comunicazione che avevo vinto una borsa di dottorato. L'università fa tanto, quindi scegliete le vostre passioni e lasciatevi guidare dalle persone che trovate qui, che sono davvero fantastiche e che possono fare la differenza. E vivetevela appieno, perché l'università non è solo studio, significa anche tante cose come le feste universitarie. Io le ho fatte tutte quelle che potevo fare, quindi spero di vedervi a Sassari l'anno prossimo e vi auguro una bellissima esperienza. Grazie mille Martina. Io direi a Sassari, a Cagliari, Oristano, Nuoro, Sedi Gemmate. Insomma, decidete voi. Ora, in realtà abbiamo ok, allora facciamo un intertempo, perché nel frattempo Sara ha, diciamo, compilato il percorso Orienta Game. Alessandro, che cosa è venuto fuori? Sara, ti corrisponde? Boh? Ok, poi lo vediamo dopo. Allora, proviamo a proiettare ecco, se il è possibile computer iniziarlo a proiettare e poi lo approfondiamo. Ok. Volevo solo segnalarvi questo, avete visto? Hanno parlato 2 persone, nel frattempo Sara è riuscita a completare, quindi non è un test di quelli da 3 minuti, ci vogliono una ventina di minuti, prendetevi 20 minuti con calma senza avere fretta. Le domande erano difficili, Sara? No? Abbiamo una cosa in comune con Sara, perché una delle domande, ma la tua camera è in ordine o in disordine? Abbiamo risposto alla stessa maniera. Ovviamente non vi posso dire per privacy qual è la risposta, giusto Sara? Ha visto, io mantengo le parole. Ok, grazie, poi analizziamo. Dopo questo blocco andremo a vedere qual è in realtà l'output. Quindi ritorniamo alle nostre slide, ritorniamo in realtà all'ITS. Abbiamo, diciamo, una grande responsabilità a questo punto, Basilio. Quindi Basilio Drago è qua in rappresentanza degli ITS regionali. Abbiamo chiacchierato ieri praticamente al telefono e Basilio mi diceva: in realtà è una fortuna, accompagno gli studenti da quando sono praticamente bambini fino al diploma, fino a poco tempo fa, ad oggi anche dopo il diploma. Perché? Perché praticamente gli ITS, che sono gli istituti tecnici superiori, sono praticamente dei soggetti, o meglio delle fondazioni, che nascono con all'interno tutta una serie di soggetti e nascono con un obiettivo molto chiaro, cioè nel territorio ce ne sono circa 5 in tutta la Sardegna e hanno praticamente un obiettivo, quello di cercare di dare risposta alle aziende. Cioè le aziende ci dicono: noi abbiamo bisogno di 50 tecnici. Ed ecco che questa fondazione deve mettere su praticamente un corso e deve cercare di dare risposte alle aziende. Quindi in realtà, Basilio, nella tua esperienza, qual è il collegamento, la prosecuzione che c'è tra questi ragazzi che oggi hanno 18 anni e devono scegliere, appunto come abbiamo visto,
mondo del lavoro, università. L'ITS forse sta un po' in mezzo. Sì, l'ITS sta proprio in mezzo. Come titolo di studio si situa tra il diploma, possono accedere soltanto i ragazzi diplomati, e l'università. È l'EQ4 mi pare o 5. EQ5 che fra un po' diventerà EQ6 in realtà. EQ6, sì, in realtà sì, però è questo. In realtà io ho visto nella mia esperienza da insegnante ragazzi che alla domanda cosa vuoi fare da grande mi dicevano, o il medico o l'ingegnere. Dico, una certa differenza tra le due scelte c'è, vedi tu, c'era il test universitario, c'era il non sapere dove iscriversi e così via. In effetti l'ITS è la sinergia, nasce dalla sinergia tra le imprese, la scuola, gli istituti di ricerca. Sono gestiti da delle fondazioni delle quali devono far parte appunto una scuola superiore che è la scuola capofila per dare proprio il senso del sistema di istruzione all'ITS e c'è un istituto di ricerca, l'ITS che ci sarà per esempio, non voglio fare pubblicità occulta, sì. Ma l'ITS che ci sarà l'anno prossimo a Tortolì della fondazione fa parte il Dipartimento di Aeronautica della Sardegna, l'Università di Sassari e appunto la scuola capofila che fanno la fondazione Novitas 4.0. È la sinergia con le aziende, non è l'impostazione classica della scuola italiana, gentiliana, ti do la teoria, poi la pratica la applichi tu. Si lavora in collaborazione con le aziende, il 35% degli insegnanti viene dalle aziende e proprio questo fa sì che poi i ragazzi trovino quel lavoro a cui hanno dedicato i 2 anni di studio. Ecco, dimenticavo di dire, gli ITS si calcolano ad ore, 2000-1800 ore in 2 anni. Il 35% delle ore va fatto in azienda come tirocinio. E quindi è una novità, o meglio, per la Sardegna è una novità, per l'Ogliastro una novità assoluta, ma in altre zone d'Italia dove le aziende sono più performanti, più integrate col territorio, è già una vecchia realtà. Qualcuno mi diceva, l'ITS è un'università di serie B. No, è un altro percorso, è un percorso completamente diverso, non graduiamo tra A, B, C e così via. Sì, diciamo che nel nord Italia è una scelta un po' più netta. Perché? Perché ci sono tantissime aziende che hanno bisogno di molta manodopera e quindi praticamente pregano il territorio nel far sì che il territorio possa dare loro, diciamo, quelle competenze per andare a lavorare negli impianti. Cosa succede da noi invece la cosa è un po' diversa e quindi là praticamente c'è una distinzione netta. C'è chi dopo il diploma vuole direttamente andare a lavorare, ma ti servono delle conoscenze, delle competenze e quindi fai un percorso e poi entri direttamente in azienda, al punto che gli ITS nel nord Italia hanno un dato che è pazzesco, il 90% delle persone che partecipano poi hanno un lavoro, solitamente prima di finire il percorso. In realtà in Sardegna, secondo me, viene vista in maniera un po' diversa. Secondo me la triennale è quasi una precondizione molte volte, no? Comunque mi iscrivo e mi prendo delle competenze, però magari quella triennale, in alcuni casi abbiamo visto, non mi dà magari l'opportunità di avere delle competenze operative, allora magari faccio un percorso un po' più breve per poi andare a lavorare in un'azienda, ad esempio. Ci sono tantissimi corsi, sono 5 di ITS in tutto il territorio, ma ci sono aziende come Enel, ad esempio, che in alcuni casi hanno detto noi siamo interessati perché ci servono persone esperte su valutazioni di impatto, su impianti fotovoltaici e quindi sono proprio le aziende che chiedono questo. Quindi grazie mille Basilio per il tuo intervento. Ora io direi di iniziare con un applauso. Punto primo. Così. Di finire e iniziare con un applauso, perché tocca a Moreno. Moreno Marchetti, come potete vedere, direi quasi nel bene e nel male, diciamo c'è un po' di carbonio. Moreno, noi siamo qua e il nostro panel si chiama Orientamenti, con la M maiuscola, no? Perché i nostri menti in realtà, soprattutto nella vostra età, si trovano in una condizione in cui riflettono che cosa fare da grandi, no? La vita poi, in un modo o nell'altro, ci riserva anche delle sorprese, però
si può cadere, ci si rialza e si possono fare anche tante cose belle. Quindi, Moreno Marchetti, chi sei, che cosa fai, cosa hai combinato, questo record del mondo del lancio del peso? A te la parola. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato sicuramente a questo bellissimo evento. Mi chiamo Moreno, sono un atleta paralimpico. 12 anni fa ho avuto un incidente d'auto e purtroppo, o per fortuna, dipende da come lo si vuole vedere, cammino sulle protesi. Dopo il mio incidente, mentre ero all'ospedale, dovevo capire chi fossi e cosa fossi diventato, perché a 30 anni in un letto d'ospedale senza gambe uno deve capire anche un attimino di cosa, come dovrà affrontare la propria vita. Piano piano, nel giro di un anno, quindi neanche relativamente tanto, ho incontrato altri atleti come me nella mia condizione e mi hanno stimolato a dover fare, a muovermi. E piano piano sono entrato nello sport e lì ho capito chi ero e cosa ero diventato. Ovvero, ero sempre quello di prima, al 90%. Ma il 100% di un atleta paralimpico, quindi il mio percorso si stava concretizzando mano a mano. Piano piano, quando uno si diverte e fa qualcosa che gli piace, i risultati arrivano, soprattutto se ha determinazione e ci mette passione in quello che fa. Io non sono mai sceso in pedana lanci, faccio atletica, quindi getto del peso, giavellotto e disco. Non sono mai sceso in pedana con l'idea di dover per forza vincere, ma entravo in pedana perché mi faceva stare bene, mi sfogava, mi dava quello stimolo in più e piano piano i risultati sono arrivati fino a fare un record del mondo nel getto del peso 3 anni fa. Sono reduce da un campionato italiano ad Ancona 10 giorni fa, in cui ho preso un titolo di campione italiano nel lancio del giavellotto, e lì la vita ti consente e ti fa capire che non è un paio di gambe, lo dico sempre, la vita non è un paio di gambe, ma è quello che desideri fare e come la vuoi affrontare. Si può fare anche tanto quindi in questa vita, anche in una condizione in cui a me capita spesso di pensarci, di dire ma se mi dovesse succedere qualcosa che cosa farò? E questo probabilmente secondo me succede a ognuno di noi, no? Cioè soprattutto pensando a quando io avevo 18 anni, cioè apparentemente sembra di essere più fragili di quanto non lo si è, perché c'è questo mondo che sembra un po' difficile, ma l'importante nella vita è qualsiasi condizione tu stia affrontando, provare a fare qualcosa. Quindi provare a farla è una cosa certa. Se si arriva a ottenere un record del mondo, ora io non l'ho scritto per dire ok, abbiamo l'atleta più bravo del mondo, no, secondo me è quello che c'è dietro quel record. Cioè dietro quel record che cosa c'è? Quanti sacrifici ci sono? Quanto impegno c'è? Quanta dedizione c'è? La tua vita praticamente, a prescindere poi da questi 2 pezzi di carbonio, è cambiata. Quante ore dedichi, curiosità, nella tua giornata? Com'è la tua giornata da atleta? Beh, sicuramente non meno di 2 ore al giorno, almeno tra preparazione anche mentale, perché prima di allenarsi uno non si butta in palestra o sulla pedana di lancio così giusto per, ma c'è anche una preparazione sicuramente mentale e schematica nel gesto da compiere. Quindi mi alleno prima, focalizzo prima la gestualità da compiere e poi la applico sia in palestra che nella pedana da lancio. Solitamente i nostri ospiti, diciamo, erano nella parte finale, invece ho voluto mettere Moreno al centro, un po' ci disorienta secondo me, ci disorienta per orientarci secondo me, no? E questo è interessante. Vi volevo chiedere, dal pubblico c'è qualche domanda, qualche curiosità, qualcosa? Premessa. Non esistono domande stupide perché sono frutto della vostra curiosità. E questa è una cosa che mi ha insegnato 25 anni fa lui, che è stato mio professore di italiano, quindi questa cosa è bellissima. Esatto. Questa cosa è bellissima. Quindi, nel frattempo anche se c'è qualche domanda, diciamo, tra i relatori, è una chiacchierata, siamo tra pochi intimi, mettiamola così. Alessandro, tu hai una domanda? Sì. Volevo chiedere a Moreno quante professionalità
hai dovuto incontrare o ti hanno aiutato in questo percorso? Perché di sicuro c'è stato l'aspetto medico, adesso c'è un aspetto ingegneristico e poi mi è piaciuto l'approccio che l'hai puntualizzato tu, l'approccio psicologico, quindi sei il risultato di tante professionalità, perché magari i ragazzi non vedono. Il percorso sicuramente è stato lungo e non finisce mai. Cioè, ormai sono 12 anni così, è un percorso che dura 12 anni, non ha un termine, quindi sicuramente c'è la professionalità, il medico, quindi tutto quello, l'ortopedia, lo studio che c'è anche successivo per poi poter indossare le protesi. E allora lì si va di ingegneria, c'è l'officina ortopedica dove manualmente, perché sono ancora oggetti talmente che si fanno manufatti, esatto. Con tutta la tecnologia ancora oggi c'è il tecnico lì che con la lima lavora e ti aggiusta la protesi. Sicuramente un supporto psicologico e quello c'è sempre, ma si può fare sia con uno psicologo o anche su se stessi. Come ho detto prima, quando vado ad allenarmi, anche se sono svogliato, mi devo fare un percorso su me stesso, un po' come studiare. Quando non ho voglia di studiare deve fare un percorso su se stesso e dire devo dare questo esame e quindi mi devo mettere sotto. Stessa cosa per l'allenamento. Si fa un percorso su se stessi, anche se non si ha voglia, si fa. Tema delicato questo, ma molto importante, no? Soprattutto nel post pandemia, dove i dati oggettivamente ci dicono che la situazione è molto particolare. Vorrei andare un po' più su questo punto, perché ripeto, negli orientamenti secondo me c'è questo, no? Io dico sempre, quando ci fa male il ginocchio dobbiamo andare all'ortopedico, quando ci fa male la testa è bene farci aiutare da qualcuno. Ecco, l'aspetto dello psicologo nello sport, che per assurdo è molto più estremo, perché quando si è degli sportivi ci si ritrova a essere soli, molte volte, ad affrontare delle sfide che molte volte non sono nelle tue mani, perché magari tu devi andare là, vuoi vincere il campionato, vuoi fare un record, ma c'è uno più forte di te e magari hai molte aspettative, perché quando poi si hanno dei sottotitoli di questo tipo, infatti io tutte le volte che vedo i grandi atleti, cioè gestire la pressione, le aspettative, magari voi avete le aspettative della famiglia, no? Che sono elevate ma sono relative. Quando si diventa un po' più famosi ci si hanno anche molte più aspettative. Qual è la gestione? Cioè, ad esempio, tu hai uno psicologo? Te la faccio io la domanda. Sì, nel senso che faccio parte del gruppo paralimpico della difesa, Okay. e dietro abbiamo uno staff di psicologi che comunque ci danno un sostegno in base alla tipologia di sport che andiamo a praticare, chi fa nuoto, chi fa atletica. Come nel mio caso c'è un gruppo di formatori e ci danno un sostegno sicuramente non da poco, perché prima andavo in gara, facevo e via, come la classica partita di calcetto. Invece dopo ho capito l'importanza della preparazione anche mentale, non solo fisica. Tutti sono bravi a metterci la forza brutta se si deve lanciare un peso o un giavellotto, però mentalmente devi sapere cosa stai facendo per poter migliorare la prestazione. E quindi questo va applicato in tutti i campi della vita. Io lo applico allo sport e non solo. Ed è un lato importantissimo, soprattutto se si vuole raggiungere un obiettivo valido e importante. La cosa bella dello sport è che in realtà ti dà quel metodo che se poi lo applichi allo studio, alla vita, sicuramente diciamo è un supporto. Io, ad esempio, personalmente ho fatto sport a 14 anni perché il mio gruppo di amici iniziava a fumare le prime sigarette, a prendere una direzione che a me non piaceva e io avevo la scusa dello sport. Io, siccome ero l'atleta, bevo succo di frutta ed era il mio modo per stare con loro. Stavo con loro, ma mi ero trovato questo, tra virgolette, escamotage che poi mi ha portato a fare 3 Ironman, ne ho combinato anch'io qualcuna, ora sono tutto mezzo rotto, però la cosa bella dello sport, no? Cioè che alla nostra mente, diciamo, una valvola anche per la nostra mente. Avete qualche domanda, ragazzi, da fare a Moreno o a chi volete? Rispondo a tutto, sappiate. Domande? Domande dal panel nostro? Levatevi adesso le curiosità perché poi non rispondo più. Poi Moreno costa, cioè se fate le domande poi parte il tassametro, capito? Anche tra i docenti, se avete qualche domanda che magari può essere utile anche ai vostri ragazzi, fatela pure. Ci siete? Fantastico, non siete Quelli curiosi? che, perché io prima li ho intervistate, per quello Certo. ti ho fatto la domanda, perché c'era, io voglio fare medicina, bon. Io voglio fare ingegneria meccanica, bon. Io voglio...
Aiuta Moreno. Io voglio fare scienze motorie, ok? Quindi c'è tutto un mondo, come vedete avete un prodotto qui davanti, una voleva fare psicologia, lì in mezzo, giusto? Adesso si nascondono. Abbiamo il team per Moreno. praticamente. In un'aula a parte, dopo. Hai già lo staff qua Esatto, per la prossima li Olimpiade. assumo. Qual è il prossimo appuntamento, More? Allora, il prossimo appuntamento, se tutto va bene, sono i mondiali militari in Bolivia, previa convocazione ovviamente, si spera. Ovviamente si punta sempre e solo alle Paralimpiadi. Che sono adesso? A Parigi l'anno prossimo. Ok, dopo Parigi si sa già cosa c'è. Perché loro per Parigi non riescono a laurearsi, More. Devi reggere ancora un altro ciclo allenatevi voi olimpico. insieme a me allora. Perché... Un applauso a Moreno. Magari ritorniamo dopo da te. Rifacciamo un salto all'università. Tra le domande vi abbiamo chiesto, sapete che cos'è l'ufficio di job placement? Ieri parlavamo anche con Alessandro, cioè è un ufficio. Cioè esiste uno spazio fisico dove voi, anche ora che frequentate la quinta superiore, potete chiamare e fare delle domande. Quindi questa cosa è bene spiegarla. Abbiamo con noi Silvia, Matteo e Maria Grazia, Università Cagliari Sassari. Iniziamo da... A te la parola. Maria Grazia, in realtà che cos'è sta terza missione? Allora, la terza missione è una missione ulteriore oltre a quelle principali dell'università, quindi la ricerca e la didattica sono quelle principali sicuramente, e poi c'è una missione ulteriore che è un'apertura dell'università verso il territorio. E noi questa apertura verso il territorio la abbiamo soprattutto con il fatto che il nostro ufficio di placement è rivolto non soltanto ai laureati, come sarebbe normale all'interno di un'università, ma è rivolto anche ai diplomati. Diciamo che funzioniamo un po' come una sorta di centro per l'impiego, quindi tutte le attività che noi facciamo per i laureati le facciamo anche per voi. Quindi se avete bisogno per esempio di fare un CV, una lettera di presentazione, definire il vostro obiettivo professionale, cercare un tirocinio, quindi tirocini in cui verrete pagati, quindi fate una prima esperienza professionale, lo potete fare rivolgendovi ai nostri uffici. E questo perché? Perché l'Ateneo di Sassari comunque ha voluto molto questa cosa, cioè non è scontato, non sono tantissimi gli atenei del territorio nazionale che offrono questi servizi anche ai diplomati. Infatti, Maria Grazia, quanti di voi vorranno lavorare quest'estate? Fare la stagione? Ok, presumibilmente manderete magari il vostro curriculum e vi chiederanno anche una lettera motivazionale. Ecco, sapete che c'è un ufficio, in questo caso è l'Università di Sassari che dà questo servizio ai ragazzi che stanno per diplomare, In più, sì. dove potreste chiedere supporto per compilare una lettera motivazionale e compilare al meglio il vostro curriculum. Quindi diciamo che è un'apertura all'università da non studenti universitari, quindi è un primo passo per iniziare ad approcciare quella che è in realtà la vita universitaria. E quindi non soltanto diplomati, nel senso che se qualcuno di voi, anche i ragazzi che per esempio sono al quarto anno, sono maggiorenni, possono comunque fare un'esperienza di tirocinio e possono contattarci, quindi non è necessario che siate per forza diplomati. Potete farlo per esempio anche in quarta superiore, un'esperienza di tirocinio nel periodo di interruzione dalle attività didattiche, quindi a giugno si finisce la scuola, volete fare una prima esperienza, ci sentiamo, siete voi che scegliete l'azienda, perché comunque dovete scegliere un'azienda che svolge un'attività che vi piace, che magari sia anche un minimo compatibile col vostro percorso formativo, e potete fare quindi questa esperienza dove l'azienda vi individuerà un tutor che vi seguirà, verrete pagati durante questa esperienza, avrete il supporto anche dell'università e a fine tirocinio avrete un attestato firmato dall'università e dall'azienda che potrete mettere nel vostro CV come prima esperienza professionale. Quindi quando vi rivolgerete poi, una volta ottenuto il diploma, successivamente presenterete il vostro curriculum, non sarete solo dei semplici laureati, ma laureati almeno con una prima esperienza. Io vi dico, sfruttatela questa opportunità, perché
perché potete capire se il percorso che state facendo è quello che vi interessa e che farete in futuro, oppure potrete capire che magari non vi piace lavorare in quell'azienda, non vi piacciono quelle attività, e anche questo è importante perché si può sempre cambiare rotta durante il percorso, quindi usufruite dei nostri servizi. Ma ragazzi, queste informazioni ora nel concreto, allora stasera ritorneranno a casa, avranno sentito parlare 100 persone, da soli seduti davanti al computer, cioè dove devono andare? Allora, possono andare su Google, su internet, scrivere Job Placement Sassari e vi aprirà una pagina dove vi spiega un pochettino tutte le nostre attività. Per esempio, domani noi abbiamo un recruiting già organizzato con un'azienda nautica del territorio, dove ricercano figure non soltanto di laureati ma anche di diplomati, in questo caso diplomati all'Istituto Nautico. Quindi quando abbiamo fatto la pubblicità per questo evento, qua sono veri e propri posti di lavoro, quindi non è un tirocinio, quindi ci saranno delle assunzioni con contratti a tempo determinato e indeterminato. Quando ricercavano queste figure noi abbiamo contattato anche i dirigenti scolastici della Maddalena e di Porto Torres, dove ci sono gli istituti nautici, e gli abbiamo detto di dare un po' di pubblicità ai ragazzi in modo tale che potessero partecipare a questo evento. L'anno scorso con il recruiting abbiamo collocato più di 100 ragazzi, il 90% diplomati. Quindi dico sempre, collocati per fare un tirocinio? No, collocati nel senso che hanno avuto contratti a tempo determinato e indeterminato, niente tirocini, proprio opportunità di lavoro. Quindi ogni tanto, anche adesso, magari andate a vedere sul sito, la stessa cosa poi sarà anche per l'Ateneo di Cagliari, perché comunque pubblichiamo non solo offerte di tirocinio ma anche offerte di lavoro di tutto il territorio nazionale. Possono anche chiamarvi al telefono? Possono chiamarci al telefono. L'altro giorno, dopo che abbiamo fatto l'evento ad Oristano, l'indomani mattina 2 ragazze che dovevano fare un colloquio di lavoro in un'azienda mi hanno contattato per fare il CV, perché gli serviva immediatamente. Quindi la stessa cosa, domani no perché il recruiting, però lunedì ci possiamo potete sentire. contattarla, quindi Ok. 079 20 qualcosa, trovate 21 comunque 31 20. Ok, job placement, Ok. un applauso per questo spot pubblicitario. Silvia, job placement ufficio di Cagliari, qual è in concreto l'attività in ufficio di orientamento al lavoro? Mettete i candidati in contatto con le aziende? Allora, un preambolo. Durante l'intervento di Moreno ho captato delle parole preziosissime che sono destabilizzazione, solo / accompagnamento. Qualunque sia il percorso che sceglierete, ho visto che quasi la totalità di voi, se non tutti, pensate di andare all'università e di iscrivervi all'università, qualunque sia comunque il percorso, prima o poi dovrete affacciarvi al mondo del lavoro. E potrebbe essere un periodo di destabilizzazione che, come tutti questi periodi, ben venga, perché e poi quando ci si mette in discussione, quando un po' ci si sente più fragili, che ci si mette più in contatto con se stessi e si ricerca ciò che in ognuno di noi brilla maggiormente o che ci rende un po' meno forti. Il nostro servizio di job placement serve proprio a questo, a non lasciarvi soli in questo momento, ma ad accompagnarvi e darvi gli strumenti di consapevolezza, non trovare un lavoro per voi, bensì proprio darvi un metodo per capire come e cosa cercare. Quindi il primo passo è sicuramente conoscervi profondamente. E le soft skill non sono sicuramente esclusivamente quelle classiche, ma anche proprio capire da voi stessi: voglio stare all'aperto, voglio lavorare in un gruppo di persone, e tutti questi aspetti ideali che non vanno assolutamente trascurati, poi vanno calati in quello che è il contesto reale, che ripeto può essere meno facile di quello che può sembrare, ma non si è mai soli, e anche quando lo si affronta con la conoscenza che, come ci dice questa bella frase, ci rende liberi.
Il nostro ufficio, oltre ad aiutarvi quindi nel capire come redigere un curriculum, capire il vostro / vostri, perché possono necessariamente essere più di uno, obiettivi professionali, vi accompagna proprio mettendovi in contatto con le aziende, quindi con tutta una serie di recruiting day, con una o più aziende, come può essere stato il Career Day dell'Università di Cagliari, che si è svolto in 2 giornate a gennaio, dove c'erano 84 aziende che non stop hanno fatto colloqui. Anche qui io faccio un colloquio, sarà l'azienda in cui voglio costruire il mio futuro? Anche no, mi metto alla prova, la conosco, capisco come si svolge un colloquio ed è un percorso di conoscenza che è sempre ricchezza e prezioso. Poi non so se Matteo ci vuole parlare poi degli altri strumenti, così, se no dico tutto io. No. A Matteo chiediamo, appunto, abbiamo una domanda per Matteo. Quali strumenti e canali usate nel vostro lavoro quotidiano? Grazie allora, Silvia per buongiorno a tutti. Noi utilizziamo tutti gli strumenti possibili, nel senso che ovviamente c'è l'aspetto di consulenza, quindi di rapporto umano con noi e la nostra collega. Allora, noi dobbiamo orientare i ragazzi al lavoro, quindi cosa vuol dire? Prepararli, perché voi vi iscriverete eventualmente all'università e poi però come vi fate scegliere dall'azienda, come appunto vi preparate con il curriculum, vi preparate i colloqui, eccetera. Quindi noi facciamo intanto le consulenze private e poi di gruppo, e poi stiamo sperimentando, adesso si parla tantissimo di intelligenza artificiale ad esempio, e noi stiamo sperimentando, abbiamo un accordo in partnership con una piattaforma molto grossa, si chiama Jobiri, che permette un po' di replicare autonomamente, voi vi create il vostro percorso, un po' parallelamente sulla falsariga di quello che fareste con noi, cioè ci sono in questa piattaforma tante video lezioni di pochi minuti che vi danno tanti spunti per prepararvi sotto ogni aspetto, perché cercare lavoro è un processo, quindi bisogna acquisire le competenze e benissimo lo si fa all'università, poi come le raccontiamo, quindi come descriviamo nel curriculum, quindi dal formato da utilizzare, da come scrivere, da come in base al tipo di azienda che vogliamo magari andare a intercettare, evidenziamo alcune delle nostre caratteristiche personali oltre che quelle professionali, come poi ci prepariamo al colloquio, cioè bisogna andare, prepararsi e poter, diciamo, reggere un confronto, quindi anche quello è un aspetto che Jobiri cura molto, è possibile in base al tipo magari di professionalità che volete, per la quale volete candidarvi, registrarvi, sfruttare una serie di domande probabili, non necessariamente saranno quelle che al colloquio vi faranno, però per ogni professionalità ce ne sono delle domande, diciamo, ricorrenti, oltre a quelle classiche di ogni campo, diciamo. E quindi potete poi migliorarvi personalmente. Noi adesso, tra l'altro, abbiamo avviato proprio ieri un programma sperimentale dove 50 studenti dell'Università di Cagliari potranno essere seguiti da noi e noi gli indichiamo esattamente, fra tutte le possibilità, ad esempio di Jobiri, qual è il percorso. Quindi un po' come se li seguissimo personalmente passo passo, ma poi vanno anche, diciamo così, più in autonomia. Quindi sotto ogni aspetto noi siamo, diciamo, vi facciamo fare il passo dall'università al lavoro. Quindi abbiamo degli uffici che prima non esistevano, che sostanzialmente ci danno un supporto. Probabilmente l'obiettivo è quello di minimizzare l'errore in caso di scelta, anche se nel frattempo poi Matteo mentre parli mi viene anche da pensare, cioè possiamo anche sbagliare nella vita, cioè nel senso, io ne sono la prova, ho studiato economia e commercio e il mio professore voleva che lavorassi con lui in uno studio di dottori commercialisti, dopo 15 giorni ho capito che quello non sarebbe stato il mio lavoro, ho fatto un master in progettazione europea e ora non mi occupo di progettazione europea, ho vinto una borsa di studio in Silicon Valley negli Stati Uniti per aiutare le grandi aziende a crescere e invece ora aiuto le piccolissime aziende a crescere perché non voglio contribuire, diciamo, a questo modello consumistico che poi fa fallire le banche magari in Silicon Valley e dove ci rimettono i consumatori. A mia moglie dico sempre, ho fatto un executive a Cambridge 2 anni fa, anche il bello e il brutto della pandemia. 10 anni fa per studiare a Cambridge bisognava essere ricchi o vincere una borsa di studio. Ora io ho vinto una borsa di studio ma non ho pagato la casa a Cambridge. Seguivo le lezioni registrate la notte, perché nel frattempo lavoravo, e la cosa bella, tra l'altro, che ad oggi, cioè nel momento storico in cui vi vivete, oltre a guardare le job placement, giustamente, fate una prova stasera, andate su LinkedIn e scrivete opportunità da remoto. Io ho mia sorella che in questo momento è in Marocco a fare kitesurf e lavora per una multinazionale.
Cioè, nel senso, ragazzi, voi vivete a Tortolì, ma oggi più che mai, gli strumenti esistevano già da prima, siete cittadini del mondo, potete laurearvi in ingegneria e lavorare dall'altra parte del mondo e già oggi potete trovare su LinkedIn posizioni di lavoro per le quali non è richiesta la sede fisica. Cioè servono solo le vostre competenze, solo le vostre conoscenze. Ed ecco che, torniamo un po' a quello che dicevamo prima, no? L'importante nella vita è fare qualcosa, cioè non rimaniamo fermi. E lo psicologo probabilmente ci direbbe prova a fare qualcosa, cioè non rimanere chiuso a casa, impara a fare qualcosa, qualsiasi cosa essa sia. Quindi ripeto, un po' questa chiacchierata di queste 2 ore, no? Questo titolo, orientamenti, è proprio un po' per stimolarci a vicenda, perché poi un po' tutti abbiamo bisogno di supporto, no? Alla fin fine. Cioè si ha bisogno di supporto anche se si è vinto un record mondiale. E quindi anche noi dobbiamo avere la consapevolezza che magari a 18 anni, no? Posso necessariamente avere aiuto di qualcuno. Ci sono degli uffici che lo fanno come missione, appunto noi è una terza missione. Nel frattempo vediamo Sara che voleva studiare sostanzialmente medicina. Che cosa esce fuori, Alessandro, dal suo... Chiediamo alla regia il computer sul tavolo. Scusate, mi posiziono qui. E proviamo ad elencare praticamente... Intanto non so, Ste, se tu hai avuto la voglia di ritornare a studiare, perché ragazzi, Sì. ai miei tempi tutta questa assistenza, tutto questo aiuto non c'è. E perdonatemi, mi metto qua. Sono occasioni che fanno risparmiare soldi. Ok? Perché andare a fare un colloquio a Milano, laureato, vai, fai un colloquio a Milano, devi mettere 600 euro per fare un colloquio e poi, quando ti siedi al colloquio, paura, Ok? Grazie a questi servizi che... Io ti chiamo, sì, domani. Sapete che su Amazon c'è una cosa... Si è aperta a tutti. Vi racconto questo un secondo. La responsabile HR è una mia amica di Amazon e l'altro giorno mi ha detto praticamente che c'è un manuale che praticamente Amazon dà per fare i colloqui. Cioè loro ti dicono, ti chiederemo esattamente queste cose. Cioè tu ti devi preparare perché comunque loro ti dicono, noi ti vogliamo rendere dotto di quello, dotta di quello che succede, di quello che ti accadrà durante un colloquio. Una cosa è certa, io alla vostra età ero timido. Ora lo sono meno, mettiamola così, però ho lavorato. Io per anni tenevo qualcosa in mano se dovevo presentare un progetto. A 20 anni stavo presentando un progetto di un'azienda e sudavo come un matto, ero tutto bagnato e tenevo una cosa in mano per scaricare lo stress. Cioè nel senso, avete davanti una vita per migliorare e per fare qualcosa, no? E non lo dico per scherzo, lo dico perché ci credo. E ci sono tutta una serie di strumenti che ci aiutano. Tornando appunto a che cosa ci dice questo report di Orienta Game? Questo è il documento finale di tutte le domande a cui ha risposto Sara. Vediamo alcuni aspetti, poi è molto analitico. Il report che vi viene fuori è anche carico di link, quindi voi entrandoci dentro prendetevi anche il tempo per studiarvelo, approfittate di tutti i link perché vi si aprono tutta una serie di servizi simili a quelli che hanno presentato, come aprire. C'è un ragazzo che mi è piaciuto, mi ha detto: cosa vuoi fare tu quando finisci? L'imprenditore. In che settore? Commercio. Bravo. Sfruttatelo, fallo, perché ci sono tutte le indicazioni per aprire la tua impresa. Okay? Quindi non vi voglio tediare per aprire i passaggi per aprire la propria impresa, però è uno strumento fortissimo anche perché dietro ha tutta una serie di collegamenti. Sara è venuto fuori, è lungo il report, però mettiamo 2 cose, focalizziamoci su alcune cose: i valori, le attitudini e le competenze di Sara. Questi che vedete sono i valori più importanti di Sara. Avere buone relazioni. Per Sara è importante stare bene con gli altri. Sara, confermi? Sì? Ok. E la possibilità di mettersi in gioco, cioè non si nasconde. Primi elementi. Intelligenza interpersonale e intelligenza logico-matematica. Mi ha colpito mentre rispondeva perché su tutte le domande di logica e matematica lei dava valutazioni molto alte e questo è il risultato. Poi bisogna provarti, prof. Un altro aspetto, poi sarà uno dei temi che affronterò più tardi quando parlerò con alcuni di voi, sono le tue competenze. Questo
questa piattaforma è fatta apposta per i ragazzi della vostra età, quindi non vi chiederanno, non ci sono domande incredibilmente difficili. È interessante digital. Voi siete considerati nativi digitali, la paura è quella di usare il digitale ma non conoscerlo. E allora prendo spunto, come diceva, da quella frase. Avere autonomia digitale oggi vuol dire essere cittadini liberi. Non subite il digitale, dominate il digitale. Non vi sto dicendo di diventare tutti dei nerd, dei programmatori, però siate consapevoli che il digitale farà parte della vostra vita da adesso ai prossimi 50 anni. Già fa parte della vostra vita, non riuscite a vivere senza quell'accessorio, giusto? Lui aveva il cursore delle slide, voi avete il cellulare. Altro aspetto molto interessante è l'approccio green, la vostra attenzione alla sostenibilità. Sostenibilità ambientale, la professoressa hanno parlato di sostenibilità energetica, i percorsi degli ITS. I prossimi 50 anni, volente o nolente, nella vostra vita lavorerete sul digitale con un approccio green, per fare anche le cose di Moreno. Cioè sono due elementi che entreranno profondamente nella nostra vita quotidiana. Vado veloce, ti lascio poi. Vabbè. Approfondiamo. Attitudini. Ognuno di queste 3 isole, la piattaforma le chiama isole, valori, attitudini, competenze, dietro ci sono ovviamente dei sistemi di riferimento scientifici. Ad esempio, sulle competenze ci sono tutti i framework dell'Unione Europea. Stefano ha fatto una battuta oggi, poi falliscono le banche. Avete visto notizia di questi giorni, stanno fallendo alcune banche, oggi c'è una situazione critica in Svizzera. L'Unione Europea sta pretendendo, quindi mi rivolgo alla professoressa di matematica, che i cittadini europei abbiano, la definizione europea è saper far di conto. Vuol dire non sapere matematica, ma usare la matematica per non farsi fregare. Questo non c'è nessuno delle banche, vero? Stanno facendo recruiting. Delle banche, delle assicurazioni, ma io faccio sempre l'esempio di Wind. Io sono stato fregato da Wind. Tutti noi, tutti questi che siamo qui e anche voi un po' meno. Quando ci hanno fatto il passaggio, voi paghi 15 euro, 20 euro al mese o 20 euro ogni 4 settimane. E lì c'è stato un giochetto, ci hanno fregato un mese nell'arco di un anno. Ok? Vediamo se si apre attitudini. Funziona? Attitudine. Ok, è sceso. Sì. Come vedete il report si manifesta graficamente con dei cerchi. Quelli più grandi sono quelli dove c'è più peso, quelli più piccoli sono quelli considerati meno importanti. Qui per quanto riguarda Sara c'è l'attitudine interpersonale, vuol dire relazionarsi con gli altri e stare bene con gli altri. Alcuni magari faranno il report e verrà fuori che sono più individualisti. Non è che una cosa è meglio dell'altra. Ci sono delle professioni che richiedono una personalità, una sicurezza, un approccio molto individualistico. Ci sono altre professioni che pretendono il saper lavorare in team. Ho usato il termine pretendono. E molto spesso le organizzazioni non funzionano perché chi ci lavora non ha questa attitudine a lavorare insieme agli altri. Okay, poi qui io vedo le forze dell'ordine, che sono l'esercito, che ci lavorano sul concetto di team. Io avrei fatto stesso, sì, no? Perfetto. Prendo tutta la Grazie parola. Alessandro. E ora andiamo su un'altra testimonianza. Fabrizia, vieni qua, oppure ci mettiamo qua. Sei timida come ero timido io? Un po'. Vabbè, ci lavoreremo. Già il fatto di essere io vicino a te dovrebbe aiutarti, mettiamola così. Allora, un applauso di incoraggiamento per una che non sarà timida. Allora, anche questa è una testimonianza, no? A Fabrizia chiediamo, qual è stata la tua esperienza da studentessa? Prima di entrare mi raccontavi, prima studiavi qua con lo sport, poi ti sei spostata. Raccontaci un po'. Stiamo parlando di ragazzi di 18 anni, che cos'è la vita studente o studentessa? Ciao a tutti,
Cosa vi posso dire? Io sono una sportiva e lo sono sempre stata, e lo sport mi ha, diciamo, portato a fare scelte basate solo sullo sport, finché a 18 anni devi decidere o campi da sport o, cioè nel senso, sei Federica Pellegrini per intenderci, oppure prendi delle scelte che ti aiutano nel futuro. La prima scelta è stata iscrivermi a Sassari e quindi in giurisprudenza, che io arrivo dai ragionieri, a differenza di Martina, non ho fatto il liceo, e voci medievali, giurisprudenza, sei sicura? No, forse meglio economia, ci sono più avvocati a Sassari che in tutta l'Italia. Chi se ne importa? Cioè, ve lo dico proprio chiaro, non vi deve interessare. Mi iscrivo a Sassari e decido però, anziché tutte le mie amiche prendevano casa, decido di viaggiare. Perché? Perché mi allenavo. 3 ore di allenamento tutti i giorni e quindi no, io casa a Sassari no, rimango nel mio paesino e continuo a fare quello che sto facendo. No, no, sbagliatissimo, buttatevi subito dove andate. Questo perché? Perché innanzitutto non ti vivi bene l'università. Semplice, volevo continuare a fare sport, Sassari è pieno di piscine, cioè vai, ti trasferisci, ti accolgono benissimo e studi, ti vivi la vita universitaria a pieno. Quindi cosa si intende per vita universitaria? Si intende innanzitutto relazioni, conoscere altre persone, fare nuove amicizie, aprire la mente. E questo è stato un bene, perché io vivo in un piccolo paesino, le mie amiche da quando ho 3 anni sono sempre le stesse, siamo sempre noi e, come diceva mia nonna, giri sempre nello stesso sacco, perché non conosci nessuno. Invece comunque cambi zona, cambi amicizie, non cambi, conosci altre persone, quindi ti fai delle nuove amicizie che ti permettono di vedere altre prospettive, di inquadrarti probabilmente in nuovi orizzonti, vedere le cose anziché nell'inquadramento del tuo paesino, probabilmente nell'inquadramento di tanti paesini messi insieme, perché alla fine da tutti i paesini arrivavamo tutti a Sassari, e inizi a uscire, ti organizzi, sì, quindi la mattina a lezione, ti metti in conto quelle poche ore, insomma, relativamente, per studiare, ti organizzi e c'è l'Unis in Spring, cosa fai? Non vai? Per forza. E quindi lì inizi a conoscere altra gente, poi ti alleni e poi esci la sera. E come diceva la Ramperi, anche una birretta è che ci fa proprio male. L'ha detto la prorettrice. L'ha detto lei, perciò ci sta. Ci sta. Cosa vi posso dire? A me ovviamente... Sei nata esattamente? Sei di Tortolino? No, io sono di Tiesi, sono nata a Ozieri e viaggiavo tutti i giorni da Tiesi a Ozieri per allenarmi. Quindi fare Tiesi-Ozieri e più precisamente Tiesi-Sassari-Ozieri diventava un po' pesantuccio. E quindi ho deciso, bella la squadra, bellissimo, però bisogna pensare un po' a se stessi. Quindi lasci la squadra, cambi squadra, vai a Sassari e fai un altro tipo di esperienza e quindi ti trovi una nuova squadra, nuove persone. Eri nel campus universitario oppure avevi preso una casa? No, ho preso una casa e anche quello è un lato dell'università, ecco. Bellissimo, nel senso che... Raccontaci questo pezzo, perché anche questo lati belli e brutti della convivenza adesso, che vi voglio dire che tutto il paese dei balocchi un non è di così. Vita, mettiamola così. Sì, allora mi trovo ovviamente un appartamento con altre ragazze e tutte con personalità diverse. Io quella espansiva, il pagliaccio del gruppo, immaginatevi proprio così, testuali parole, e poi c'era quella un po' più chiusa, quindi cosa fai, non la coinvolgi? E dai, ma fanno la festa in agraria, cosa dici oggi ci andiamo? E lì inizi a farti amiche anche le conquiline. Fai i turni però anche delle pulizie, vi devo dire questo, e quindi lì un po' di... Maretta. Sì, lì un po'... Cioè, però, questo insomma... però è bello perché alla fin fine sono pezzi di vita reale, no? Cioè loro appunto probabilmente il prossimo anno chi andrà magari a studiare a Sassari si troverà a dover affrontare queste cose. Secondo me è molto bello praticamente sentirle dalla tua voce. Altri feedback, altre cose particolari, suggerimenti? Com'è stato poi il post università? Tu ti sei laureata quando? Io mi sono laureata a giugno dell'anno scorso. Ok. Post università, giurisprudenza, diciamo innanzitutto non è una laurea abilitante. Quindi ti aspetta il tirocinio, non fai tirocinio prima, perciò il tirocinio dopo è obbligatorio. Adesso faccio tirocinio in tribunale e poi mi sono iscritta alla scuola di specializzazione per le professioni legali, che ti insegna tanto, nel senso, noi usciamo da giurisprudenza che parliamo tanto, come si può vedere, parliamo molto, troppo, siamo un po' logorroici, ma non sappiamo scrivere.
e quindi devi imparare a scrivere, perché alla fine quello che fa un avvocato, un giudice o in qualsiasi posto pubblico devi saper scrivere, e questa è la cosa principale ed è un'opportunità in più che per esempio l'Università di Sassari dà, una scuola di specializzazione che dura 2 anni, viene riconosciuto come un master di secondo livello, è una buona cosa. Ok, in più in tutto questo ho fatto anche l'Erasmus, che io consiglio. Dove? A Siviglia. A Siviglia, e lo consiglio, la verità, è un'opportunità che dà l'università, perché non coglierla? L'hai fatta nella triennale, nella specialistica? No, io ho fatto la magistrale a ciclo unico in Ok. giurisprudenza e l'ho fatto al 3º anno, quindi ho dato diversi esami, per esempio diritto dell'Unione Europea o diritto internazionale lì in Spagna, a Siviglia, e anche quella è una bella esperienza che secondo me fa paura. Non vi dico che sì, andiamo in Spagna, bellissimo, fa paura. Per esempio io non avevo mai studiato lo spagnolo e mi sono messa, proprio ho aperto il libro e ho iniziato dall'alfabeto, tanta era la voglia di partire, non sapevo niente perché ho sempre fatto francese e inglese, quindi però Ora parli lo spagnolo? benissimo, Questa meglio dell'italiano, una ci cosa- penso in spagnolo. Una cosa molto interessante, Alma Laurea praticamente dice, che è una realtà molto importante tra virgolette per voi, che gran parte dei diplomati che vengono praticamente assunti in una selezione tra un 110 e lode è un voto anche più basso, ma con esperienza Erasmus, praticamente gli HR, cioè i responsabili di risorse umane delle grandi aziende, diciamo molto spesso vanno a privilegiare comunque un'esperienza internazionale, perché racchiude all'interno tantissime cose, racchiude anche delle attitudini, diciamo, che magari uno studente che ha studiato solo a Sassari magari non ha. Le difficoltà della lingua che necessariamente quando hai finito quel percorso hai dovuto affrontare. Quindi grazie Fabrizia, Grazie a voi. un applauso a te. E in realtà abbiamo con noi un altro ospite. Allora, è con noi seduto in prima fila, ma dico prima 2 cose. Andrea, sei appena arrivato, diciamo blocco orientamenti. Ai ragazzi qua presenti abbiamo parlato di quelle che sono le opportunità post diploma, delle lauree, tantissime esperienze umane di vita. Abbiamo un tuo ex compagno di classe e anche il professore, quindi è una rimpatriata in realtà alla fin fine. Quindi un applauso a questa carambata organizzata da Aspal. Andrea, a questo punto vieni con me. Allora, ce la facciamo in piedi, mettiamola così. Allora, Andrea, diciamo, prima di te abbiamo avuto molte testimonianze oggi, anche di giovani studentesse che raccontano praticamente loro che cos'è il post diploma di prossimità, mettiamola così. Tu invece sei un uomo, un ragazzo che è nato in questo territorio e che da questo territorio è volato abbastanza, no? E quindi raccontaci un po' che cosa vuol dire nascere un territorio a Tortolì, in questa zona, e riuscire ad avere gli stimoli poi per fare delle cose che tu ci racconterai e tutto quello che appunto fai ad oggi nella tua vita. A te la parola è un applauso, Andrea. Funziona, sì. Sì. Scusate, sono un po' stanco dal viaggio. Allora, intanto sono di Tertenia, non di Tortolì. Ah, ok. Qua. No, vabbè. Mettiamo i puntini, giustamente. Allora, da dove devo iniziare? Inizia dai 18 anni, cioè quando sono avevi la i- loro età. Loro sono studenti della quinta superiore. Quando avevi la Quinta loro età, superiore. che cosa volevi fare? Quali erano i tuoi Allora, sogni? io ho avuto il problema io avevo la passione delle macchine da piccolissimo, quindi ho sempre disegnato macchine all'asilo, alle elementari, alle medie, fino alle superiori, che lui lo sa. Quindi poi avevo mio padre che lavorava a Tortolì alla cartiera di Arbaz e mi portava sempre i fogli bianchi e scarti di produzione, io sempre a disegnare. Allora, quindi per me è stato... non è che a un certo punto mi sono illuminato, voglio fare il design, il disegnatore di automobili, ho sempre disegnato macchine, finché poi sono arrivato alla NUSEI, all'Istituto d'Arte adesso liceo artistico, mi pare, non c'è nessuno del liceo, vabbè. Ho continuato quindi a fare il percorso scolastico in parallelo tramite, adesso purtroppo non c'è più una mia carissima professoressa Luciana Carboni, che non c'è più, che è stata fondamentale anche per
incentivare questa mia passione. Quindi io facevo i progetti della scuola e poi me la cavavo abbastanza bene con i progetti, con la progettazione, e quindi facevo i progetti, diciamo, di scuola in un'oretta, le altre ore le dedicavo a progettare le mie macchine, quindi era un po'. Poi fatto quello, sono partito a Torino all'Istituto Europeo di Design, perché era una delle scuole professionali, insomma, per imparare a disegnare auto. Fatto quello, poi il percorso è stato, diciamo che non mi sono reso conto, nel senso che io ho iniziato a fare subito, ho lavorato tanto. Poi un dettaglio molto, secondo me, fondamentale: io quando sono salito alla Nusei avevo già una sorella che studiava all'Istituto d'Arte, io sono gemello, quindi avevamo 3 fratelli che studiavamo all'Istituto d'Arte, quindi mia madre, per contenere un po' i costi, il viaggio e tutto quanto, ci prese una casa in affitto alla Nusei, e lì ho avuto la prima veramente esperienza della mia vita, perché ho abitato come la ragazza spiegava prima, i coinquilini sono l'anima della vita studentesca, perché Mettono a dura prova il tuo stato d'animo. io ero un animale, nel senso che ero tutte donne, quindi io ero più fuori che dentro casa, perché proprio mi sbattevano fuori, non volevano. È vero, non è una bugia. Quindi erano tutti coinquilini di Urzulei, di Ulassa, di Baunetri, insomma, sono passati tutti. Quindi quella è stata un'esperienza, ho fatto un po' la vita universitaria da liceale. Quindi io sono arrivato poi a Torino, che io con l'esperienza non ero morto intanto, perché 5 anni da soli, insomma. È una bella sfida. Sì, mi sono diplomato, poi sono salito a Torino, quindi avevo tutti invece i miei coinquilini di tutto il mondo, perché avevo coinquilini lussemburghesi, giapponesi. Lì è stata un'altra botta fondamentale, nel senso che quando sono salito a studiare fuori mi sono reso conto che, essendo una scuola internazionale, anche nella mia ingenuità dicevo, cavolo, è proprio figo, cioè avevo il giapponese a fianco, il coreano, poi c'avevo il lussemburghese, un francese, spagnolo. Era un'esperienza veramente diversa, cioè da qui a là, tra l'altro con un'esperienza fatta, io avevo già dato tutto in quegli anni, nel senso a livello di divertimento, non lo nascondo, e quindi c'erano questi ragazzi che invece erano 5 anni indietro di me, quindi volevano uscire, divertirsi. Ho detto, raga, io ho già dato, ho 18 anni. Ho già dato. E quindi io stavo sempre a disegnare, mi sono anche là divertito, non è che non uscivo. E quindi esperienza internazionale, una laurea internazionale? Cioè era in inglese, era in italiano? No, in italiano, Okay. una scuola a Torino italiana. Quindi hai fatto il percorso universitario e già avevi capito che potevi fare delle esperienze all'estero? O ti avevano offerto dei posti di lavoro? Allora lì già prima già al terzo anno avevo già cercato io uno stage, quindi io mi sono mosso prima degli altri, perché volevo capire sul campo che cosa voleva dire quello che stavo facendo. Quello che dicevamo prima, no ragazzi? Cioè, se si è proattivi, probabilmente si ha anche la capacità di capire che cosa ti piace fare e che cosa non ti piace fare. Sì, ma poi avevo veramente fame di sapere, di conoscere. Cioè io, gli altri che magari stavano lì a ore davanti a giocare con i PC, le cose, io avevo bisogno di fare esperienza subito. Quindi ti sei laureato e avevi 20... Io avevo 24 perché ho perso anni. un anno per il militare, quindi mi sono diplomato, ho iniziato subito in parallelo a lavorare, a fare questo stage, Idea Institute, sono cose un po' tecniche che magari non conoscete, che era una multinazionale svizzera che disegnava le macchine, non solo la Lancia Libra, parte della Fiat 500, sono tutte macchine fatte da loro. Quindi ho avuto la possibilità di lavorare. Quindi ti sei trovato subito a lavorare in uno studio? Ho fatto 6 mesi di stage in questa azienda, poi mi sono diplomato, sono stato brevemente, ve lo racconto velocemente perché è un po' lungo, comunque sono stato acchiappato un po' dalla scuola per seguire il master, gli studenti del master, quindi ho fatto un po' il docente subito appena uscito, però mi stava un po' stretto perché ho detto, cavolo, ho finito la scuola, devo ancora rimanere qui, allora ho continuato a insegnare lì.
E poi mi sono... Cos'è che ho fatto? Mi hanno assunto in un'azienda, sempre una multinazionale svizzera, che lavorava a Torino. È stato assunto come designer, quindi è stato junior designer, è stato il mio primo lavoro ufficiale. Ed è stato bello perché dopo 2 settimane che ho firmato il contratto, così la sera insegnavo a scuola, e mi ricordo che dopo, è una di quelle cose che mi è rimasta in testa, dopo 2 settimane che lavoravo mi chiamò il capo, il super capo lì, mi chiama l'HR e mi fa lui dovrebbe salire dalla signora Angiono perché deve parlarle. Ho detto minchia, ho fatto sta cazzata. Cosa ha combinato? Invece al contrario, era così contento di quello che stavo facendo che mi aumentò lo stipendio del 50%. Quindi io contavo gli spiccioli a fine mese, giuro. Quindi per me è stata una bella conquista. Poi dopo quell'esperienza ho continuato a lavorare. Sono stato assunto dalla Honda Advanced Design a Milano. Anche lì non vi racconto i dettagli perché era un po' folcloristica come cosa, però è stato molto... Era salito mio padre un weekend, mi ricordo, e c'era questo signore, questo capo di questa azienda di Milano che era di Torino e spesso girava in macchina. Il giorno mi becca con mio babbo al semaforo, lui mi stava tampinando da 1 anno e mezzo, si ferma al semaforo e grida proprio: lui, ma allora vuoi venire o no? E babbo mi guarda e fa: ma che ne hai custo? Fantastico. Sentiamo per telefono. Poi ho firmato il contratto, sono andato a Milano con i giapponesi. Dopo 2 anni ero cotto dei giapponesi, dico la verità, perché poi il weekend lavoravo a Torino come docente, e alla fine feci vedere i disegni, fecero arrivare insomma i miei disegni al capo del centro stile del gruppo FCA, che era Lorenzo Ramacciotti, ex direttore di Pininfarina. Mi chiamo subito, io poi sono un lancista, quindi se io vado là devo andare in lancia, se no non vengo. Invece poi alla fine si lancia, quindi sono entrato, ho fatto un po' di concept così, Maserati e Alfa Romeo, sempre disegnando, poi ho vinto il progetto della Giulia, ho sviluppato la Giulia. Cioè la Giulia l'hai sviluppata tu? Sì, l'ho disegnata proprio io. Presentata poi con Marchione. Presentata poi con io sono, con forse perché sono vicino, no? Ma io percepisco questa fame di sapere, no? Cioè proprio si vede che tu sei calmo così, ma in realtà vorresti... No, sono stanco. Sì, abbiamo fatto la stessa strada, io alle 4:30, anch'io. Okay. Però si percepisce questa voglia, e c'è una cosa, gli americani la mettono un po' così, anche se è un po' di odio, ma c'è un libro molto bello delle 10.000 ore, no? Che questo libro praticamente dice, cioè, tu devi fare. Ed una cosa è certa, che se tu alla fin fine, no, come dici tu da bambino, se dedichi 10.000 ore a fare una roba nella tua vita, per questa roba la sai fare meglio degli altri, cioè la sai fare bene. E quello che io percepisco da te è questo, che tu hai iniziato quando gli altri giocavano a pallone e tu facevi così, hai continuato a fare così, avevi fame, avevi voglia, da un piccolo paesino sardo, possiamo dire, senza essere... però lo è, fino a mettere la firma ad una roba che... Cioè, tu parlavi con Marchione? No, io ho avuto l'occasione di parlare con Marchione. Allora, Marchione voleva solo i primi livelli, non voleva... Ok. Non voleva i design, mezzo ai piedi. Però quella cosa che gli arrivava era la tua? Sì, certo, sì, no, quello sì. Poi il giorno della presentazione della Giulia siamo saliti sul palco assieme, insomma sì, però comunque era uno che non è che di molta confidenza, cioè avevo gente poca per roba. la festa. No. Cosa ti senti di raccontare? Cosa ti senti di dire a questi ragazzi che giustamente ti guardano, no, un po' così, che mi prendono, questo è un mezzo matto oppure... No, sono anche mezzo matto. No, allora, sì. io dico... No, volevo solo aprire un dettaglio, infatti ci tenevo a... Allora, io non è che sono nato con una mentalità internazionale, no, io ero iscritto al gruppo folk del mio paese, sono un giocatore di murra serio, nel senso che non gioco così per giocare, ma gioco per la vincere? Gioco seria. Per vincere, quindi... Così. Quindi non è competitivo, no. Andrea? No, e mi piace tanto, quindi è sempre stato... tanto che mi manca, però sono stato sempre veramente abbastanza, lei magari lo può dire, sempre in mezzo alla Proloco, organizzazione, sempre in mezzo, proprio
quindi sono molto molto legato. Anzi, quando ho iniziato poi a disegnare e poi sono partito, non avrei mai pensato che avrei dovuto lavorare fuori. Ci sono arrivato dopo, tanto che oggi diciamo che mi piacerebbe tornare, perché dopo un po' comunque anche il lavoro che faccio diventa non un lavoro d'ufficio, però insomma hai bisogno. Io sono molto legato alla terra ed è comunque una condanna, cioè proprio questo, no, è una condanna. Io sono sempre lì, ma con la testa su qua. Questo è un problema antropico di noi sardi. Però, cioè, tutti i sardi vanno fuori e tutti i sardi che ho incontrato in giro per il mondo che fanno cose pazzesche, perché noi, lo leggevo anche ieri, no? Noi sardi comunque siamo diversi, cioè abbiamo questo DNA, qualcosa che, cioè c'è questa perseveranza nel raggiungere, cioè siamo una tosti, condanna, no? cioè. E poi abbiamo questo richiamo alla terra che non si sa perché, se sia giusto o no, forse è la nostra condanna, perché viviamo in uno dei luoghi più belli del mondo e comunque vogliamo ritornare. Però dicevo prima ai ragazzi, ad oggi io ho suggerito loro, provate a tornare a casa, aprite il computer, andate su LinkedIn e mettete posizioni aperte da remoto. Esce fuori una lista di centinaia e centinaia e centinaia di posizioni dove non è necessario garantire una sede fisica, e quindi viviamo in un mondo dove le tue competenze o le persone o le competenze di chiunque possono essere comunque messe a disposizione anche vivendo in Sardegna. Certo, sì. Magari non è prossimo nella tua azienda questo, ma magari in un futuro anche tu lavorerai in Sardegna. Ma stamattina, allora, adesso ve la dico, mentre venivo ero in riunione col telefonino, con una call, perché comunque non potevo mancare, quindi ti permette di lavorare dove vuoi. Quello sì. Ragazzi, avete qualche domanda? Non chiedete come si fa la Giulia, ma qualche domanda, No. qualche domanda, qualche curiosità? Comunque, posso dire una cosa? Sì. Allora, su questo sono abbastanza fermo. Allora, il mio percorso, come tanti altri qui, sapete una cosa, io penso che questa giornata qua non sia per farvi capire solo che dovete darvi da fare, e penso anche che non siate voi a offrire il lavoro a loro, ok? Quindi prima di tutto siete voi che dovete pedalare ed essere ambiziosi. Io ce l'ho l'ho capito dopo che è un'ambizione la mia, ma mi è stata regalata, era una passione ed è venuta così. Però siate veramente ambiziosi, dovete puntare a 100, poi ne ottenete 10, se puntate a 10 non ottenete quasi nulla, e se continuate a lavorare sulle vostre passioni arriva qualcosa, vi cercano gli altri, non siete voi a... Ve lo dico perché io ricevo quasi tutti i giorni delle offerte di lavoro dall'altra parte del mondo e sono anche andato a fare i colloqui, ho detto, sto cercando una scusa, dico la verità, sono tornato indietro. Però spingete, perché cioè, a parte che poi qua c'è tanto da fare, sono sempre pro anche queste manifestazioni. Io direi che secondo me hai emanato delle vibrazioni. No, no, ma io e con queste vibrazioni vorrei dare di più, perché così in 10 minuti non è possibile, però dovete spingere, ragazzi, cioè serve gente, servono teste. Ma non solo teste, serve che vi mettiate in gioco e siate esigenti. Questo mentre in macchina, questo lo devo dire, siate esigenti con tutto, con il lavoro, perché quelle piccole differenze fanno poi la differenza. Quando voi iniziate a scegliere quello sì e quello no, quella è già un'ottima cosa. Vuol dire che non tutto ha lo stesso valore. Per la vostra casa, per la vostra macchina, adesso non voglio dire dovete comprarmi una macchina nuova, no. Però io lavoro con l'estetica, con quello che si dice che è bello, no? Siate esigenti, pretendete di più, non stressatevi, io sono anche stressato, quindi cerco sempre di trovare, per quello vengo in Sardegna, però siate veramente esigenti e ambiziosi, vi torna tutto indietro, tutto indietro. È vero. Io direi un grande applauso. Grazie. Non c'è modo migliore per chiudere, diciamo, questa giornata. Grazie mille a tutti i nostri ospiti. Grazie a voi, grazie alla nostra regia che ci accompagna ormai da tempo, un applauso anche a loro e a TV, grazie ad Aspal
che in realtà se siamo qua è grazie a tante persone che ci mettono la faccia, la testa e non solo. Comunicazione di servizio, Laura mi dice la quinta A deve uscire fuori da questa porta per prendere una borsa di Seui. Buona giornata a voi e abbiate all'accettazione delle borse. Questa era la cosa più importante della mattina, ragazzi. Un applauso a voi. Grazie anche alle forze dell'ordine e ancora a voi.